Andiamo a leggere Matteo, capitolo 5, dal versetto 38. Voi avete udito che fu detto, occhio per occhio, dente per dente. Ma io vi dico, non resistete al malvagio, anzi, se uno ti percuote sulla guancia destra, porgigli anche l'altra, che sarebbe la sinistra. Se uno vuol farti causa per toglierti la tunica, lasciagli anche il mantello. Se uno ti costringe a fare 1 miglio, fanne con lui 2. Da chi ti chiede, non rifiutarti di dare, chi desidera qualcosa in prestito da te. Voi avete udito che fu detto, ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. Ma io vi dico, amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono e fate del bene a coloro che vi odiano e pregate per coloro che vi maltrattano e vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, poiché Egli fa sorgere il sole sopra i buoni e sopra i malvagi e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. Amen. E lei non ne sapeva niente, Pastor Mendinetta non ne sapeva niente, però questo conferma, amen, questo conferma che questa è la parola che il Signore oggi vuole farvi sentire, anche perché avevo le mie problematiche mentali di come esporvi questo argomento oggi, perché non è un argomento semplice, però capisco che c'è una certa urgenza e necessità di capire quello che il Signore vuole su un argomento specifico, che è quello del perdono, dell'amore, della giustizia e soprattutto dell'autogiustizia o dell'autodifesa, mettiamola così. Siccome su Facebook ho avuto diverse chiacchiere con altri fratelli che a modo loro non giustificano l'autodifesa. Per loro l'autodifesa non è qualcosa che è cristiano e che non è contemplato nel Nuovo Testamento. Ecco perché oggi vi prenderò solo passi del Nuovo Testamento, non perché nel Vecchio non ci sia niente che possa essere adeguato al Nuovo, ma per l'argomento è giusto che ci fermiamo solo sul Nuovo Testamento, così vedremo che in realtà non è proprio come dicono alcuni. Intanto ho preso questo brano perché è la base di ogni cristiano. Ogni credente vero in Gesù Cristo deve perdonare in ogni modo, in ogni momento e per ogni causa. Ok? Quindi Gesù ci dice che occhio per occhio, dente per dente, fu detto occhio per occhio, dente per dente, ma io ora vi dico, se uno ti percuote la guancia destra, tu porgi anche l'altra. Questo, anche se è un po' difficile da recepire, ma è così. Cioè noi dobbiamo porgere l'altra guancia, dobbiamo perdonare, però guardate che Gesù, questo non è un comando definitivo, è più un suggerimento, cioè tu devi fare così perché è giusto che devi fare così. Perché? Perché poi Gesù dice, se tu perdoni il tuo amico, che guadagno ne hai? Devi perdonare il nemico. Cioè, non possiamo fare come facevano i farisei di allora. I farisei di allora si salutavano tra amici, ma i nemici li odiavano. Infatti dice, ama il tuo amico e odia il tuo nemico. Ecco, Gesù questa cosa la stravolge, ma non perché la cambia, ma perché la allarga. Devi amare gli amici e i nemici. Tra l'altro, occhio per occhio, dente per dente, che è una cosa dell'Antico Testamento, Gesù non l'ha abolito. Ok? Gesù casomai l'ha compiuto in se stesso, occhio per occhio, dente per dente, nel senso che noi dovevamo pagare, qualcun altro ha pagato al posto nostro, questo qualcun altro è Gesù. L'occhio che doveva essere cavato a noi e il dente che ci doveva essere tirato, l'ha preso Gesù su di sé, cioè Gesù ha subito queste cose. Ma come tutte le cose dell'Antico Testamento, Gesù le ha compiute su di sé, ma non le ha abolite, cioè in un certo modo hanno comunque una certa validità, perché comunque resta la parola di Dio. Quindi occhio per occhio, dente per dente, è ovvio che non si applica più se tu mi dai una gargiata e te la do gnattia. Ok? Gesù però ci dà un'altra, va avanti e ci dice, se ti picchio, fatti picchiare, porgi anche l'altra guancia, nel senso che vuole dire sii superiore. Fai qualcosa che gli altri non fanno, fai qualcosa che dal cielo è più gradito. Non che la giustizia non sia gradita, ma è più gradito il subire se necessario. Tra l'altro questo brano si riferisce più all'atteggiamento personale che uno deve avere nei confronti di Dio e nei confronti dell'amico o nemico.
lasciare correre, esatto, farsi scivolare un pochino la situazione. Ora vi leggerò alcuni brani da Luca. Il primo è preso da Luca 10, versetto 3. Andate, ecco io vi mando come agnelli in mezzo a lupi. Non portate borsa, né sacca, né sandali e non salutate alcuno per via. E in qualunque casa entriate, dite prima pace a questa casa. E se vi è un figlio della pace, la vostra pace si poserà su di lui, se no essa ritornerà a voi. E poi continua e dice che se non vi accolgono in quella città scuotete la polvere dai vostri piedi e via dicendo. Ma mi fermo un attimino qua perché Gesù, questo brano memorizziamolo bene un attimino, perché Gesù dice ai 72 discepoli di andare a predicare il Vangelo e dice io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Ok? Quindi c'è un pericolo e Gesù dice andate, non portate niente con voi, quindi non dice non portate né sandali né sacca né borsa, perché c'era l'urgenza di predicare il Vangelo. Però dice se qualcuno vi dà da mangiare mangiate, perché è giusto che voi mangiate, però sono andati senza niente, sono andati leggeri, senza niente, e senza niente sono andati incontro ai lupi, perché i lupi non li hanno sbranati? Perché c'era la protezione di Gesù nella loro vita. Ok? Perché in quel momento Gesù era vivo, era presente in mezzo a loro, quindi quella sola presenza terrestre di Gesù in mezzo ai suoi discepoli faceva sì che il diavolo era spaventato, non si accaniva. Ok, la presenza di tutti i demoni che incontravano Gesù, quando lo incontravano si gettavano a terra e gli dicevano tu sei il figlio del Dio vivente, abbi pietà di noi. Un demone che dice abbi pietà di noi. Però vedete che la sola presenza di Gesù era protezione per i discepoli. Più avanti al capitolo 22 versetto 35 dice poi disse loro quando vi mandai senza borsa, senza sacca, senza sandali, vi è forse mancato qualcosa? Quindi Gesù richiama alla mente degli apostoli, in questo caso c'erano solo gli apostoli, va bene? Perché insieme ai 72 probabilmente anche gli apostoli sono andati in giro per le città di Israele. E gli apostoli dicono no Signore, niente, non ci è mancato niente. Perché? Perché c'era quella protezione divina da parte della presenza fisica di Gesù. Disse loro dunque, ma ora, dille alla persona accanto a te, ma ora chi ha una borsa la prenda con sé e così pure una sacca. E chi non ha la spada venda la sua veste e ne compri una. Poiché io vi dico che ciò che è scritto deve ancora adempiersi in me. Ed egli è stato annoverato fra i malfattori. Le cose infatti che sono scritte su di me hanno il loro compimento. Allora essi dissero, Signore, ecco qui 2 spade. Ma egli disse loro, basta. Questo naturalmente era Pietro, il simpaticissimo Pietro, che questa volta devo dire che non ha capito male, ha capito bene. Però Gesù dice ora basta, non perché Pietro gli abbia presentato le 2 spade, ma perché non aveva capito che si doveva adempiere le profezie che erano su di lui, per questo ha detto basta. Ora, molte io su questo brano ho trovato difficoltà, perché molti sparano tutto quello che c'è da dire. Ho letto commentari su questo solo versetto di vendere la veste e comprarsi una spada, di tutto e di più. E quindi io quello che ho imparato e quello che a voi voglio insegnare è che prima di tutto va letto il contesto, va letto quello che c'è scritto senza aggiungere niente e senza togliere niente, e partire da questa base. Ora qualcuno dice che la spada in questo caso è la parola di Dio, quindi ci vede un'allegoria della parola di Dio, quindi comprare la spada, quindi la spada del Signore, e investire quello che si ha per arricchire la propria cultura spirituale e biblica, va bene? Ok, però se fosse così, allora anche tutto il resto dovrebbe essere preso a livello spirituale, come un'allegoria. Quando dice ora che ha una borsa ne prenda una con sé, così pure una sacca, allegoricamente che vuol dire? Niente, perché in realtà
è complicato collegare le due cose in maniera spirituale, allegorica, mettetela come volete. Quindi il testo va letto così com'è. Perché? Perché Gesù prende un evento che è successo veramente, senza allegoria. Non prendete né sacca, che gli ha detto, né borsa, né sacca, né sandali, e andate. Quindi che allegoria c'è qua? No, spiritualmente che fa? Se ne sono andati vuoti. Se vogliamo leggere allegoricamente, questo significa che spiritualmente sono andati vuoti a cacciare demoni, a sanare. No, sono andati fisicamente senza quelle cose. Ora Gesù sta dicendo che fisicamente devono iniziare a cambiare mentalità. Perché? Perché Gesù stesso ce lo dice, che si devono compiere le cose che sono state scritte su di lui, cioè che lui sarebbe morto e risorto e se ne sarebbe andato. Quindi senza più la protezione fisica di Gesù sarebbe scesa la protezione dello Spirito Santo. Ma se voi ci fate caso, tra il prima Spirito Santo e il dopo Spirito Santo, prima erano tranquilli gli apostoli, non erano stati perseguitati. Perché? Perché ancora non si erano adempiute le profezie su Gesù. Dopo lo Spirito Santo hanno iniziato ad essere perseguitati. E Gesù dice agli apostoli: compratevi una spada. Si tratta di una spada allegorica, si tratta della parola di Dio, si tratta di una spada vera, si tratta di una spada vera. Per difendersi. Ora però, non vi confondete, non è che avere la spada significa che noi ora dobbiamo usarla. No, non funziona così. La base, abbiamo detto all'inizio, che è sempre quella del perdono. La base è sempre quella del porgere l'altra guancia. Amen. Più avanti, Luca 22,49 dice: allora quelli attorno a Gesù, vedendo ciò che stava per accadere, gli dissero: Signore, dobbiamo colpire con la spada? E uno di loro colpì il servo del sommo sacerdote e gli recise l'orecchio destro. Ma Gesù rispondendo disse: lascia, basta così. Ed ecco l'orecchio di quell'uomo fu guarito. Quindi avevano due spade. Abbiamo detto sempre in Luca che avevano due spade. Uno che era particolarmente esuberante nel suo modo di fare, e lo sottolineiamo, era Pietro, quello simpatico. Ha preso la spada. Come sappiamo che è Pietro? Perché ce lo dice Giovanni. Se volete andare a vedere, Giovanni 18,10 dice che questo personaggio simpatico era Pietro. Però lo voglio leggere anche in Matteo 26,51, perché c'è un'altra cosa. Cioè Matteo aggiunge qualcosina al discorso di Luca che arricchisce il nostro sapere. Ed ecco, uno di quelli che erano con Gesù, cioè Pietro, abbiamo detto, stese la mano, trasse fuori la spada e percorse il servo del sommo sacerdote, recidendogli un orecchio. Allora Gesù gli disse: riponi la tua spada al suo posto, perché tutti quelli che mettono mano alla spada periranno di spada. Ma come, Gesù? Prima mi dici cambiami la spada e poi mi dici non usarla perché morirai di spada. Una contraddizione. Continua e dice ancora: pensi forse che io non potrei adesso pregare il Padre mio perché mi mandi più di 12 legioni di angeli? Come dunque si adempirebbero le scritture alle quali dicono che deve avvenire così? Allora, ma se tu mi dici comprati la spada, sta spada a che mi serve? E allora io ho pensato che potesse servire un po' come dimostrazione di forza, cioè che non sono debole, ma so usare la spada. Gesù stesso ha guarito, ha liberato, aveva quella capacità spirituale di far venire anche angeli dal cielo per essere difeso. Ma non l'ha fatto. Allora io ho capito una cosa, che la spada è una scelta, cioè la spada la devi avere, ma l'uso della spada è una scelta, ed è una scelta che va ponderata, pensata e pregata, esattamente come ha fatto Gesù. Gesù poteva scegliere di far scendere angeli per difenderlo, ma ha scelto di no, perché non era la volontà del Signore. Dilla preso accanto a te: non era la volontà del Signore.
Quindi la spada non la dobbiamo usare come ci conviene a noi, ma secondo la volontà del Signore. E in genere si usa sempre per difesa, non per attacco. Amen? Amen. Dì alla persona che cantate, per difesa. Per difesa. Bravo. Chi è questo saggio? Bravo. Allora, abbiamo letto Matteo. Ecco, quindi se io ho la possibilità di difendermi, mi devo difendere, ma questo vale anche a livello spirituale. Non possiamo fare i cretini. Cioè il Vangelo non è per cretini, il Vangelo è per gente coraggiosa, il Vangelo è per gente che va in mezzo a lupi, coraggiosamente. E oggi il Signore mi ha rivelato questo, che la donna che aveva un solo obolo, che lo buttò là, che aveva poco, che cosa aveva da perdere oltre a quello? Niente. Quindi ha dato tutto se stesso. E ho visto che in genere le persone che non hanno niente da perdere sono quelle più coraggiose, perché non hanno niente da perdere. Quelli che invece hanno miliardi, milioni e che hanno posizioni importanti hanno tanto da perdere e quindi non hanno la capacità di combattere come si deve, perché hanno paura che perdono. Amen, capite? Quindi il vero coraggio, cioè, viene da coloro che hanno poco da perdere. Se hai poco nel tuo conto in banca, non ti preoccupare, vuol dire che sei benedetto, puoi parlare di più, tanto che può perdere. Lo so, non è bello avere poco in banca, però guardate che la logica è quella. Meno hai, più hai la capacità di combattere anche per avere di più, perché te le pensi tutte per tirare avanti. Chi invece ha tanto è uno che vive sul divano a giocare alla PlayStation senza fare niente, perché tanto c'è chi paga per lui. Non rischia, perché devi rischiare? Quindi, Atti 16,37, ma Paolo disse loro, dopo averci pubblicamente battuti senza essere stati condannati in giudizio, noi che siamo cittadini romani ci hanno gettati in prigione e ora ci volete far uscire di nascosto? No, davvero, vengano loro stessi a condurci fuori. I littori, riferiti a queste parole ai pretori, ed essi quando udirono che erano cittadini romani ebbero paura. Allora, questa è una forma di uso della spada. Questa è una forma di autodifesa. Dopo che mischino Paolo, quante volte è stato battuto sulla schiena e ha subito senza dire niente? Però arrivato a un certo punto anche lui dice, perché? Perché non devo fare valere il mio diritto? Perché non devo fare capire agli altri che io valgo qualcosa? Perché non devono vedere gli altri che io so combattere e so vincere? Perché noi non dobbiamo parlare di Gesù? Perché noi dobbiamo tirarci indietro? Perché gli altri ci dicono, ma non è così, non funziona così. Calma. Tiriamo fuori la spada. E iniziamo a parlare veramente delle cose del Signore e a far vedere alle persone che il Vangelo non è fatto per i cretini, ma per le persone serie che vogliono combattere. C'è gente che è morta per annunciare il Vangelo e continua a morire. L'altro giorno su Facebook c'era un'amica sua che diceva, ma la Bibbia l'hanno scritta gli uomini. Ma cosa via a scrivere? È ovvio che l'hanno scritta gli uomini, ma è di ispirazione divina. Può essere complicata, ma è di ispirazione divina. Se tu non ti ci vuoi mettere, ok, tu non devi però dire che gli altri vanno appresso a cose che hanno scritto gli uomini. Ma cosa devi scrivere? Babbo Natale. È ovvio che l'hanno scritto gli uomini, ma è di ispirazione divina. Noi dobbiamo combattere invece, dobbiamo dimostrare alle persone che hanno torto. Punto. Quello ha tratto la spada e dice avete torto, mi avete battuto e ve ne volete uscire così. E tra l'altro non era neanche la prima volta, perché Paolo l'ha fatto anche in Atti 22.
Versetto 24. Il tributo comandò che Paolo fosse condotto nella fortezza, ordinando di interrogarlo e colpirlo di flagelli alla fine di sapere per quale motivo gridava così contro di lui. Ma quando lo ebbero disteso con le cinghie, Paolo disse al centurione che era presente: ma ti è lecito flagellare un cittadino romano, che tra l'altro non è stato ancora condannato? Udito questo, il centurione ha fatto la popò, andò a riferire al tributo, dicendo: che cosa stai facendo? Questo è un cittadino romano. Vedete che anche qui in questo caso ha tratto la spada e disse: certo, una spada, ma questa è autodifesa, si è autodifeso. E su internet ne girano di cose, soprattutto per quanto riguarda questa guerra che c'è attualmente in Israele, che sembra che sia la fine del mondo. Di tutte le guerre che ci sono su questo pianeta Terra, loro sono i colpevoli di quella povera popolazione che sta subendo martirio. Io voglio ricordarvi, giusto in Ucraina attualmente sono morte 300.000 persone e non se ne parla più. Là ne sono morte, dicono 10.000. Perché dicono? Perché non ci sono fonti ufficiali, c'è Hamas che dice sono morte 10.000 persone. Ok, e il mondo sta facendo non lo so, una cosa esagerata. Per carità, 10.000 persone, anche se sono veramente 10.000 persone, va bene, mi fanno pena, ma noi dobbiamo capire che quella battaglia perché vale meno di quell'altra, tra la Russia e l'Ucraina, tra lo Yemen e l'Arabia Saudita, tra tutte quelle che ci sono. Diverse persone hanno risposto: è diversa la cosa. Ma perché è diversa? Perché i bambini di quelli che sono di serie B e i bambini palestinesi sono di serie A? Non l'ho capito. Una vita non vale un'altra vita uguale. Perché è diverso? Ve lo dico io perché è diverso, perché quello è il popolo di Dio e comunque avranno sempre tutti contro. Sempre questo è il problema, che sono il popolo di Dio, sempre lì è il problema. E se glielo fai notare dice: no, sei tu che sei esaltato. Cioè, vabbè, sono io esaltato, signore. Ok, ha disubbidito, ma mi pare che la Chiesa non è che sia tanto obbediente, voglio dire. Allora, voi dovete leggere Romani 11, dove c'è scritto che Israele è amato per amore dei padri. Punto. E non è Antico Testamento, è Nuovo Testamento. Dillo insieme a me: Nuovo Testamento. Paolo dice che per amore dei padri, quindi di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, sono e rimarranno popolo di Dio. E qualcuno mi dice: no, ma quello della Bibbia, cioè se che cos'è? Che cos'è? Sempre il popolo della Bibbia questo è. Punto. Hanno il diritto di difendersi? Certo, perché no? Ce l'hanno per diritto di Antico Testamento e ce l'hanno per diritto di Nuovo Testamento. Noi dobbiamo supportarli spiritualmente, cioè è ovvio che non sono salvati neanche loro, perché sempre Romani 11 dice che sono nemici del Vangelo, neanche loro sono salvati, non ci vanno in paradiso. Che sia chiaro, non è che sono salvati, come non sono salvati i palestinesi, gli arabi, i turchi che non hanno accettato Gesù. Da questo punto di vista sono uguali e tutti hanno bisogno di essere supportati spiritualmente affinché conoscano Gesù e ricevano la salvezza. Ma in questa terra Dio ama Israele più di tutti gli altri popoli e ce ne possiamo fare una ragione per sempre. A parte la Chiesa, che la Chiesa è amata più di Israele oggi. Ma Israele, tra tutti i popoli della terra, è il più amato, perché ci sono delle promesse. E Dio non è bugiardo. Sempre Romani 11 dice: Dio non è bugiardo, Dio non mente. Non capisco perché lo dobbiamo fare mentire noi. Ci vogliamo pregare per il popolo? Preghiamoci, ma per me non è un problema. Ma per chi per i palestinesi solo? Preghiamo pure per gli ucraini, per i russi, per gli yemeniti. Tutti gli altri popoli davanti a Dio sono uguali. È che qua c'è un problema spirituale e non si capisce che è un problema spirituale. Molti cristiani non lo capiscono che è un problema spirituale, perché questa battaglia che sta combattendo Israele contro Hamas, palestinesi, metteteci che volete.
perché tra l'altro c'è anche Siria, Libano, la Giordania ha deciso di strappare alcuni accordi commerciali con Israele, quindi politicamente sono anche loro contro. È qualcosa che rispecchia quello che la Chiesa o i credenti in Gesù dovranno affrontare prima dei 7 anni. Pure noi saremo perseguitati, e già lo siamo veramente. Magari ancora noi non lo sentiamo, ma nel nord Italia i cristiani attualmente vengono messi in galera perché mettono solo passi della Bibbia su Facebook. Cioè, sì. Già da una decina d'anni. E combattono con avvocati. Solo perché mettono passi della Bibbia su Facebook e sono considerati passi, che ne so, omofobi, guerrafondai, via dicendo. Li denunciano, hanno chiesto davanti al giudice e qualcuno perde e qualcuno vince. Non c'è più libertà di espressione. Non c'è più libertà di espressione. Per noi, per gli altri. Sì. Loro dicono che Dio è amore non può succedere queste cose. Quelli che scrivono per tutte le Ok. Geremia. Perché il mondo va verso quella direzione. perché noi non li denunciamo. Può essere puro, non te lo so dire, però il mondo va verso quella direzione. Perché a noi cristiani alla fine ci importa, perché ci ha insegnato così il mondo cattolico anche, tra virgolette, ci importa solo l'aspetto spirituale. Se noi, vero, le preghiere sono potenti, ma la mia fede si dimostra anche con le opere. Se io non opero, ci sono molti cristiani che ragionano solo a livello spirituale, umanamente parlando sono fermi. E io penso che Gesù pensava a livello spirituale. Quando si parla dell'armatura di Dio, è ovvio che parla a livello spirituale. Ma quando Gesù dice comprate la spada, non parla solo a livello spirituale, parla anche a livello pratico. Quando niente, non ci faceva niente. Però ve la voglio dire, perché vuol dire che c'entra invece. Quando a Paolo è stato predetto in profezia dalle 3 vergini, erano? Le profetesse? Le figlie di Agabo, c'era anche Agabo che mise la cintura, disse nelle mani, di chi è il proprietario di questa cintura verrà legata a Gerusalemme, se va a Gerusalemme verrà legato, e di cui era la cintura di Paolo. Ora Paolo poteva decidere di non andare e difendersi, quindi evitare quella situazione. Ma Paolo ha deciso in cuor suo che doveva fare la volontà di Dio. Sapeva già che cosa andava incontro. Lo sapeva, ci è andato. Disse: Signore, si faccia la tua volontà, va bene. E quanti hanno detto: no, non ci andare, perché Paolo poteva decidere di tenere la spada nel suo fodero o di tirarla fuori e difendersi. Ha deciso di tenerla nel fodero e di farsi legare a Gerusalemme. Amen. Dunque, Atti 22 l'abbiamo letto, 1 Timoteo 5,8. Ma se uno non provvede ai suoi, e principalmente a quelli di casa sua, egli ha rigettato la fede ed è peggiore di un non credente. Allora, Paolo insegna a Timoteo che deve provvedere per la sua casa, deve difendere i suoi figli, deve difendere la moglie, deve difendere la sua proprietà. Questo provvedere significa anche questo, difendere, fare di tutto affinché non accada male alla propria casa. Ora, quando Gesù dice porgi l'altra guancia, parla di testimonianza personale. Io voglio testimoniare che Gesù è dentro di me, ti voglio perdonare. Ma di non reagire. Ma quando Paolo dice a Timoteo: stai attento che tu devi pensare alla tua casa, tu non puoi permettere che succeda male alla tua casa, Paolo dice che se non lo facciamo diventiamo peggio dei non credenti. Quindi l'ordine è questo: dare una buona testimonianza, provvedere alla nostra casa
e se necessario difenderla. Io non posso dare la vita di mia moglie per la testimonianza del Vangelo. Io posso dare la mia vita per la testimonianza del Vangelo. Allora sì, io posso sacrificare me stesso. Paolo perché aveva tutta questa, chiamiamo così, capacità di andare oltre di combattere? Perché moglie non aveva, figlio non aveva, che aveva a perdere? Che doveva perdere? Paolo era coraggioso perché tra l'altro non aveva neanche soldi, perché molte volte lui diceva che mangiava quello che capitava. Qualche volta mangiava bene, qualche volta non mangiava. Quindi Paolo era audace e grazie. Perché lui dice che è meglio non sposarsi? Lo dice a chi ha intenzione di a Timoteo, diceva è meglio che non ti sposi perché così puoi fare di più, è meglio, perché in un altro caso dovresti provvedere, cioè il tuo tempo è per il Signore e per la famiglia, ma non perché la famiglia è meno importante, perché abbiamo detto che la famiglia davanti a Dio è la prima istituzione, ma tu devi pensare alla tua famiglia. E c'è il rischio che pensare per la famiglia poi metta da parte il Signore. Ecco perché Paolo dava quel consiglio. Quindi Paolo insegna a Timoteo che se non difendiamo la nostra casa diventiamo peggio dei non credenti. Continua sempre Paolo, Romani 13:1. Ogni persona sia sottoposta all'autorità dei superiori, poiché non c'è autorità che non è da Dio. E le autorità che esistono sono istituite da Dio. Perciò, di la persona accanto a te, perciò chi resiste all'autorità resiste all'ordine di Dio. E quelli che vi resistono direttamente attireranno su di sé la condanna. Ora, chi sono queste autorità? I magistrati, dice così. I magistrati infatti non sono da temere per le opere buone, ma per le malvagie. Ora voi non temere l'autorità? Fa ciò che è bene, e tu riceverai lode da essa, perché il magistrato è ministro di Dio per te nel bene, ma se tu fai il male, temi, perché egli non porta la spada in vano. Quindi qua sorge un altro dubbio, ma se il Signore ha detto che Lui è il giudice, è il mio retributore, è quello che mi difende, che mi farà giustizia, eccetera, eccetera, perché Paolo dice che invece devo temere il magistrato che ha la spada e mi può colpire perché sono ingiusto? Ma è ovvio che Dio si serve, ce l'ha detto Paolo stesso, sono messi là da parte di Dio. Quindi è Dio che ci fa giustizia attraverso i magistrati, tra virgolette, quelli che hanno l'autorità di usarla. Ora, la spada, voglio dire, non è che serve per dire metti le mani così e ti do la spada con la spada. La spada serve per uccidere. Perché era logico per Paolo che se tu sbagliavi, il giudice se aveva l'autorità di ucciderti, il magistrato aveva l'autorità di ucciderti. Non ti potevi difendere tu, ma c'era il magistrato che ti difendeva. Ogni credente prima di tutto deve porgere l'altra guancia. Chiaro? La base è quella che è diversa dal perdono. Questa non è perdonare. Porgere l'altra guancia è più del perdono. È subire in silenzio l'ingiustizia. Senza covare odio. Ora ci arriviamo. Ogni credente deve avere la priorità di perdonare le offese, quindi non solo devi subire, ma poi guardate che Gesù è stato molto chiaro. Se uno ti dà uno schiaffo, porgi l'altra guancia. Quindi le offese piccole, chiamiamole così. Va bene? Se uno però ti spara, non è che ti può fare sparare a rire. Ok? Devi, perché la tua vita è preziosa agli occhi del Signore. Amen. Ogni credente deve perdonare 70 volte 7. Non una volta, 70 volte, 70 volte, più o meno una volta ogni 2 minuti e mezzo. Ogni credente deve difendere se stesso e la propria famiglia, ovvio.
Quindi abbiamo detto che prima di tutto subire l'offesa, non vi preoccupate, fatevi scivolare, se vi ingiuriano va bene, fa niente, ok? Quindi perdonare, dopodiché devi iniziare a capire che devi proteggere la tua casa, la tua famiglia, proteggere anche la Chiesa, proteggere quelli che sono i tuoi interessi. Questo vuol dire anche trarre la spada, parlare, non stare sempre mute, nel senso che devo capire cosa mi posso fare scivolare e cosa invece devo difendere. Va bene? Perché se a me mi dicono sei un povero ignorante, vabbè, me lo faccio vedere anche 100.000 volte, non mi interessa niente, lo lascio scivolare. Okay? Ma se mi dicono cose che ne so, sopra mi rimane nietta, e non le posso fare scivolare perché possono essere parole che vanno avanti e qualcun altro parole ripetute a destra e a sinistra, devo lì difendere. Se qualcuno parla contro la Chiesa, siete tutti ignoranti. Vabbè, vero, è tutti ignoranti siamo. Facciamo la macumba. No, mi dispiace, questa va difesa. Qua bisogna trarre la spada e dire forse la fai tu e sai come si fa. Ma no, in Chiesa non si fa. In Chiesa adoriamo il Signore, punto. Quindi ogni credente deve, se necessario, ricorrere anche all'autodifesa. Se è necessario. Valutare sempre. Mettersi in preghiera se c'è tempo. Non essere scattosi. Ogni credente deve, se necessario, ricorrere anche all'autodifesa. Cioè, mi devo difendere. E detto questo, il problema più grosso è non fare confusione tra vendetta e giustizia. Ok? Perché io posso trarre la spada per vendetta e non va bene mai, e posso trarre la spada per difendermi, e allora in quel caso va bene se valutiamo la situazione. Ma se è questione di vendetta, non va bene, mai, perché la vendetta appartiene al Signore. La vendetta appartiene a Dio, non appartiene a noi, quella la deve fare il Signore per noi. Va bene? Ma a difesa, ecco perché Gesù dice pigliatevi la spada, perché non si devono vendicare, ma si devono difendere. Gli apostoli non si dovevano vendicare, ma si dovevano, se era necessario, difendersi. Ma Pietro non ha difeso Gesù. No, Pietro si stava vendicando di Giuda. Perché in quel momento era nervoso, perché Gesù disse, non ve l'ho letto, ma dice così, con un bacio mi tradisci. Pietro non ci ha visto più. Ha tratto la spada che c'era davanti, il servo del sommo sacerdote, e via l'orecchio. Tra l'altro, secondo me, manco si persuadeva perché lo voleva ammazzare, ma gli ha tagliato l'orecchio. Chi è che va per l'orecchio? Va per manco bravo era, quindi era proprio spratego. Quindi Pietro l'ha fatto più per vendetta che per difesa. Si è mosso più per vendetta che per difesa. Sì. No, si voleva vendicare di Giuda. Non era più una difesa. Non si è mosso per difesa. Si è mosso per vendetta. Nel suo cuore c'era vendetta. Perché? Lo sappiamo perché poi anche lui ha tradito. Anche lui è caduto nella trappola di Giuda. Che se era per giustizia, si sarebbe fatto veramente ammazzare con Gesù. Se il suo sentimento non era giustizia, era vendetta. Ok? Non le scambiamo. La giustizia è una cosa, la vendetta è un'altra cosa. La vendetta appartiene al Signore. Amen? Amen. Amen. Iniziamo a invocare lo Spirito Santo. Oriesha yasna sana kira maravanda snaishi olara kira yasna serendes mai sarava kira yashira yasna ye ilara karanda shadara makarava yasna serendele kerema idi kira shiva da yasna siri kiri minia sarankasha kisna salara makarava yasna serakina yesha ye. Vieni Spirito Santo nel nome di Gesù, in questo momento muoviti Signore in questa assemblea, in questa tua chiesa Signore, in questa piccola grande Chiesa, Signore. Intervieni con la tua potenza, vieni, Signore. Vogliamo, Signore, intanto avere chiarezza di che cos'è la vendetta e di che cos'è la giustizia, di che cos'è la vendetta e di che cos'è la difesa.
Signore, non vogliamo fare l'errore di Pietro, non vogliamo fare l'errore, Signore, di scambiare la vendetta con la giustizia. Noi non vogliamo vendicarci, sappiamo, Signore, che la vendetta appartiene a te. Tu sarai, Signore, colui che ci difenderà e ci proteggerà. Signore, metti chiarezza nella nostra mente. Noi vogliamo essere di quelli che sanno perdonare, che sanno porgere l'altra guancia. Noi vogliamo essere di quelli che tu hai chiamati beati. Signore, noi veramente vogliamo dare testimonianza con la nostra vita, se necessario, per il Vangelo. Ma dacci, Signore, anche la capacità di avere discernimento nel momento in cui dobbiamo trarre la spada per difendere noi stessi, per difendere la nostra casa, per difendere la Chiesa. Signore, dacci il discernimento di quando è il momento di essere combattenti e combattivi contro le forze demoniache, già lo sappiamo, Signore, ma a difendere anche dalle chiacchiere di questo mondo. Nel nome di Gesù, Signore, apri i nostri occhi e il nostro cuore. Non vogliamo guardare, Signore, con gli occhi della carne, come fece il servo di Eliseo. Signore, non vogliamo guardare con gli occhi del mondo, come il servo di Eliseo, ma vogliamo guardare come vedeva Eliseo. Vedeva sì i nemici, ma vedeva anche gli amici. Vedeva sì l'esercito nemico, ma vedeva anche l'esercito spirituale. Signore, quegli occhi noi vogliamo avere aperti, avere il discernimento su come muoverci, su come difenderci, su come, Signore, trarre la spada quando è necessario, quella spirituale, ma anche quella fisica, Signore, che possa essere di difesa alla nostra vita, alla vita dei nostri cari. Stendi la tua mano, Signore, nel nome di Gesù. Nel nome potente di Gesù intervieni con la tua potenza. Grazie, Signore, tu sei degno di lode, di gloria e di onore. Oh, Shara Kera Yasna Serande Saramana Karabaye.